Dottoressa, che dati sono a disposizione in questo momento? Abbiamo a disposizione i dati che ci fornisce l'Agenzia Italiana del Farmaco sull'uso degli anticorpi monoclonali, che sono circa 8.000 i pazienti, i trattamenti, e abbiamo i dati della nostra regione che ha trattato circa 1.000 pazienti, 1.100 pazienti. La regione che diceva assieme a Lazio e Toscana è tra quelle che è più avanzata nell'uso. Sì, noi abbiamo iniziato, all'inizio abbiamo trattato più pazienti, poi c'è stato un po' un rallentamento e adesso ci posizioniamo assieme alla Regione Lazio e alla Regione Toscana tra quelle che trattano un migliaio di pazienti. Le altre regioni ne trattano meno e io dico sempre non perché abbiano meno positivi, ma perché questo tipo di trattamento richiede anche una certa organizzazione, un buon collegamento tra la medicina di territorio e gli ospedali. Avete riscontrato un trend in crescita ultimamente? Sì, siamo contenti perché abbiamo fatto parecchi solleciti agli specialisti e ai medici di medicina generale e stiamo osservando proprio settimana dopo settimana, almeno le ultime 4, un trend in aumento del numero dei trattamenti effettuati. Sì. Qualche casistica, ad esempio anche anziani in case di riposo, donne in gravidanza, altri casi? Allora, abbiamo incominciato a trattare qualche caso di paziente ricoverato in RSA, che quindi poi è stato trattato negli ambulatori degli ospedali, e recentemente si era posta la situazione di una donna gravida in una fase avanzata della gravidanza e è stata trattata perché non è specificatamente controindicato in gravidanza e anzi sappiamo esistere degli studi in corso che andranno ad analizzarne l'uso proprio anche nelle fasi in gravidanza, quindi la donna è stata trattata pesando il medico il rischio, che è molto grave in gravidanza, di ammalarsi di Covid e un minimo di attenzione all'uso dell'anticorpo, si è preferito utilizzare l'anticorpo monoclonale. Effetti avversi particolari? È molto ben tollerato, ci sono effetti collaterali lievi, iperpiressia, nausea, vomito, però registrati nella nostra casistica, su 700 casi tutti osservati, 3% così lievi e quindi nessun effetto grave. Ultima cosa, è una somministrazione complessa e dove avviene? No, è una somministrazione che richiede un'ora di infusione in un ambiente controllato, quindi in un ambulatorio di un ospedale, poi viene il paziente tenuto in osservazione per un'altra ora. È già in studio una formulazione intramuscolo che si sta sperimentando anche nella nostra regione in azienda ospedaliera di Verona, però per il momento le formulazioni in commercio sono ancora tutte endovenose.